Volontari? Non proprio, lavoratori con le dovute tutele? Nemmeno. La CGIL apre uno squarcio sul mondo dello sport dilettantistico del territorio. 5.500 le società in Veneto, poco più di 8.000 i lavoratori retribuiti contro i 120.000 classificati come no profit. Una buona fetta di associazioni è attiva nella Marca, sono 1.073. I dati dicono che l'85% dei contratti di chi in questo mondo opera sono flessibili, che significa nel migliore dei casi precari, nel peggiore non in regola. I lavoratori rischiano quindi non solo di venire sfruttati, ma di ritrovarsi poi, senza saperlo, scoperti dal punto di vista previdenziale. Noi dobbiamo soprattutto informare questi lavoratori, perché nella stragrande maggioranza dei casi quelle che non sono associazioni serie, che sono, come dire, un po' dubbie, hanno tutto l'interesse a non informare questi lavoratori rispetto al fatto che non hanno una tutela previdenziale o contributiva, e quindi noi vorremmo intanto informarli. Società che usano lo sport come facciata di vere e proprie attività commerciali, sponsorizzazioni che tornano a beneficio degli sponsor stessi. Noi attualmente abbiamo attive nella provincia di Treviso 15 vertenze. E sono persone che ci hanno cercato una volta venute a conoscenza dell'esistenza di questo nostro nuovo sportello, perché o erano state mandate a casa senza preavviso o senza nessuna spiegazione, o perché semplicemente non erano state pagate, o perché svolgevano per somme ridicole, parliamo di 2-3 euro l'ora, e senza alcuna garanzia, compiti che non erano né autonomi né sportivi,